Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, replay Teleuropa Network, ultima puntata della stagione calcistica 2018-2019, questo replay ci dispiace tantissimo ma noi continueremo sicuramente con qualche speciale, cara Stella Battaglia, nei prossimi giorni. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio Franco. Di gialla vestito? Sì, hai visto. O vestita? Stella Battaglia, la nostra collaboratrice, grazie per essere con noi anche oggi, grazie, lunedì 29 abbiamo detto. Sì. Allora andiamo a presentare subito gli ospiti. Pippo Gatto, come al solito, nuovacosenza.com, grazie Ciao Stella, Pippo. poi c'è giorni sui gonfiabili, mi hanno detto che sono arrivate novità. Sì, certo, la pizza, la Vespa e l'unicorno. Poi abbiamo... Siamo in tema estivo, è il minimo che possiamo fare. Ma poi c'è il problema che chi si fa il giro nella pizza... Si può sporcare i pomodori e mozzarella. Assolutamente ha bisogno di un tuffo amaro immediato. Allora la mantesina chi fa il giro sulla pizza. Possiamo continuare, caro Pippo, grazie, se vi date la possibilità di andare avanti. Io vorrei presentare il nostro Gianluca Gagliardi che ci ha fatto compagnia spesso durante questo inverno. Grazie a te, buongiorno a tutti. E meritava di essere con noi in quest'ultima puntata, ripeto, della stagione 2018-2019 riferita al discorso calcistico sportivo. E quindi Gianluca Gagliardi, allenatore ex Triestino, ex Cosenza Calcio, e il nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cennamo. Salve, che mi auguro oggi sia un po' più tranquillo, lo vedo più tranquillo oggi. O no Pippo, tu dici no? A Giumicitto chi è pescare, Benissimo. dice il proverbio. Benissimo. Ah sì? E allora nella prima parte faremo un giro con i nostri ospiti per quanto riguarda il discorso Cosenza, il discorso Crotone, poi subito dopo la prima pausa pubblicitaria avremo il nostro Alessandro Russo che ci illustrerà naturalmente sulle ultime trattative di calciomercato, e poi avremo un collegamento con San Giovanni in Fiore con il collega di Cosenza Channel, Antonio Clausi, perché stanno per arrivare alcuni giocatori del Cosenza, di questo poi ne parleremo ampiamente e diffusamente. Comunque io direi di iniziare, cara Stella, con Pippo, perché Pippo è stato a San Giovanni in Fiore, era lì per quanto riguarda l'amichevole che il Cosenza ha disputato contro la Morrone, ci dirà qualcosina, poi vedremo anche il servizio che ha realizzato per noi il collega Gianluca Pasqua e sentiremo anche l'intervista rilasciata dal tecnico del Cosenza Piero Braglia. Poi avremo anche un'intervista con Sciaudone rilasciata appunto al Cosenza Calcio, quindi sul sito della società. Ed anche le nostre solite telefonate. Le solite telefonate che abbiamo già detto, e poi ci sarà tanto da leggere perché partiranno il 6 di agosto, ci saranno i calendari della Serie B, saranno ad Ascoli, abbiamo poi una strisciata del Corriere dello Sport che Stella vi leggerà. Partiamo subito con Pippo. Vai Pippo, che squadra hai visto, che ambiente hai trovato? Parlo di ambiente, non mi dire che faceva caldo, faceva fresco, dimmi che ambiente hai trovato, quanti tifosi c'erano, grazie. Ambiente calcistico. Braglia si è lamentato del caldo, faceva caldo. No, effettivamente l'ambiente era carico, dobbiamo parlare di... Quanti spettatori? Circa 500-600 tifosi venuti da Cosenza che hanno fatto un gran baccano, hanno seguito la squadra. Questo dimostra che nonostante ancora la rosa sia in embrione, dobbiamo dirlo, anche che abbiamo in ritiro 14 titolari su un potenziale di 28 praticamente, e gli altri erano giovanotti che poi Braglia ha anche ringraziato per l'impegno, però per i giovani, per gli uomini che ha messo in campo, comunque Braglia un'idea di questo campionato già ce l'ha. È partito con un 4-3-1-2 con Mungo dietro le punte, poi ha corretto subito col 4-3-3. Praticamente il problema è sempre quello, con gli uomini che aveva non poteva fare di meglio. Dobbiamo dire che poi alla fine un po' al solito suo ha detto sì, va bene, non ha fatto polemiche, ha detto io comunque mi fido sia della società che dell'operato di Trinchera, però devo dire che così non si va da nessuna parte. Lo ripeté la scorsa stagione dopo la prima amichevole e lo ha detto adesso, forse un canovaccio sembra quasi scaramantico. Ma non è solo Braglia, io ho sentito tanti allenatori di grido, Conte e giustamente deve dire le stesse cose, no? Ci ha messo del suo, perché praticamente grandi giocatori in mano, sicuramente grande qualità per gli 11 che ha in campo. Davanti abbiamo visto questo giovanotto Moreo. Com'è il suo Moreo, Pippo? Come l'hai visto? Penso ancora un po' un pesce fuor d'acqua, nel senso che ancora non si è integrato nel gioco della squadra, però è un giovane su cui probabilmente si punta e si lavora.
E alla fine c'era anche Perez che ha giocato, Litteri che è fermo, ha avuto problemi, se non sbaglio ieri, una nuova ricaduta, quindi probabilmente problemi praticamente di natura muscolare. Esattamente, che abbia ripreso. E dobbiamo anche dire che i giocatori venivano dalla settimana più pesante. La presettimana è quella dei carichi, quella in cui si fanno le salite, le cosiddette le ripetute nelle strade di montagna, quindi hanno dato molta energia per quanto riguarda la parte fisica. E nel campo si è vista anche un po' di pesantezza e di lentezza. Al di là di questo Braglia ha fatto il suo, nel senso che la squadra ha fatto vedere un bel gioco, la Morone ovviamente avversario di eccellenza, ha fatto quello che ha potuto, però ha provato con il contropiede a dare fastidio con questa Iello che sgusciava sulla fascia, 2 volte, la seconda volta è stata atterrata in aria dal giovanissimo Moretti, lì un po' il giovane ci sta, l'errore può capitare e ha provocato il rigore, però dobbiamo dire che il Cosenza ha fatto bene la sua parte e in 10 minuti ha già raccolto 5 calci d'angolo, voglio dire, per quello che può essere il calcio d'estate Braglia, e lo sappiamo, le idee ce l'ha e con quello che ha riesce a fare i miracoli. Adesso serve solamente che tutti questi, come dire, contatti che il bravo Trinchera ha portato a termine, pare che Bro e Canutè siano già definiti, si parla anche di questo da Cruz, si parla di quest'altro Cone del Torino, tanti giovanotti, Pierini dal Sassuolo. Vabbè, nomi ce ne sono tanti che probabilmente su cui il Cosenza punterà, perché alla fine i giovani possono fare la differenza. Parlavamo prima con il tecnico, con il mister qui, i giovani sì possono fare la differenza, però il problema qual è? Che bisogna vedere se poi il giovane ti rende durante il campionato, perché comunque è giovane, gli manca l'esperienza. Grazie Pippo, io volevo coinvolgere subito il nostro amico allenatore Gianluca Gagliardi. Pippo ha fatto praticamente a 360 gradi, ha parlato di una squadra ancora in divenire, nel senso che stanno per arrivare molti giocatori, poi sentiremo dalla voce di Alessandro Russo e anche di quella di Antonio Clausi che è a San Giovanni in Fiore, quello che ci dirà se è arrivato qualcuno. Stasera dovrebbe arrivare Bro, questo giocatore che io ricordo militato nel Sud Tirol, nel Pordenone, e quindi ecco, vogliamo tracciare un identikit di questi eventuali giocatori che dovrebbero, uso il condizionale, arrivare a Cosenza, caro Gianluca? Grazie. Ma se diamo per ufficiale quelli che sono Bro dovrebbe essere ufficiale. Cone e Pierini, diciamo, oltre a quelli due, Moreo e Canutè non so se è ufficiale. Canutè dovrebbe essere, per fine settimana dovrebbe essere, ma giusto diciamo per avere un po' il quadro delle caratteristiche tecniche. Si parla comunque di giocatori di prospettiva, con Pierini che ha già abbastanza esperienza. L'anno scorso alla Spezia ha fatto benissimo, a me mi ha impressionato favorevolmente, lo vedo come... Della gara di andata, eh? Sì, un sostituto ideale di Tutino perché ha caratteristiche molto similari al napoletano. Chiaramente la differenza sta nel fatto che Tutino si era integrato perfettamente con la città, viveva la squadra e la città al massimo e quindi riusciva a rendere al 110%. Pierini avrà bisogno sicuramente di una fase di assestamento e chiaramente anche in funzione della collocazione tattica che Braglia gli intende dare, perché non dimentichiamo poi che si parte da questo presupposto, se 3-5-2, 4-3-3. 5 squadre professionistiche in ritiro tra i boschi della Sila, 2 di Serie D e 3 di... Che è successo? Non l'abbiamo... È partito da solo. È partito da solo il servizio. Capita. Tra 2 minuti ce lo dalla diretta. Puoi continuare. E il servizio successivo. Perché lo stesso Pierini, per concludere, può coprire sia il ruolo di esterno che di mezza punta. Bro è una mezzala più di quantità, che tanta gamba, tanti muscoli, ha bisogno di fare minutaggio per rendere al meglio, ma diciamo è un centrocampista che va bene al reparto, ma che non è quello che probabilmente il Cosenza ha urgenza, perché penso che al Cosenza manchi il sostituto di Palmiero e quindi un metodista dai piedi buoni. Per finire Cone, io ho visto qualche immagine di Cone, è il classico trequartista dal piede sinistro vellutato, che ha tanta forza, tanta tigna, nel senso che è uno che non disdegna di fare la fase difensiva, va a aggredire l'avversario con la giusta cattiveria, è un buon giocatore
chiaramente anche per lui vale il discorso come si integrerà nel progetto tattico che Pippo, mi facevi vedere che da Cruz c'è qualche notizia che riguarda da Cruz, mi pare, sì, no? da Cruz in questo momento viene dato quasi fatta per l'Ascoli, che avrebbe superato sia Cosenza che Livorno, che erano sul giocatore. L'evoluzione del calciomercato ci darà qualcosa. Soprattutto con gli attaccanti cambia minuti, il famoso giro delle punte. Ci darà qualcosina in più il nostro Alessandro Russo, allora io ringrazio in regia come al solito Enzo Leonetti, poi abbiamo Massimo Fino a dirigere la Camera, Francesco Camposani e Luca Chito per quanto riguarda la messa in onda. E a proposito di messa in onda, allora vogliamo andare a vedere il servizio che ha fatto per noi Gianluca Pasqua che riguarda le due amichevoli, quella del Crotone che ha battuto il Monopoli di Giorgio Roselli che sarà avversario del Cosenza martedì alle 17 a San Giovanni in Fiore. È vero Pippo? Il Monopoli che è una squadra abbastanza ostica e sentiremo anche le dichiarazioni di Mister Stropp e poi naturalmente l'amichevole del Cosenza, vedremo qualche cosina con poi l'intervista a Mister Braglia. Lorenzo Leonetti, mandaci il servizio di Pasqua, grazie. 5 squadre professionistiche in ritiro tra i boschi della Sila, 2 di Serie B e 3 di Serie C. Quest'anno non mancano le possibilità per organizzare test amichevoli utili per provare sul campo, nonostante le gambe imballate, quello che si mette a punto durante le sedute di allenamento. Oltre alle calabresi c'è il Monopoli di Massimo Cerri e Giorgio Roselli, che ieri ha affrontato il Crotone e martedì farà visita al Cosenza. I biancoverdi hanno raggiunto l'11 di Stroppa Cotronei sul prato dell'Ampollino, cedendo ai rossoblù soltanto nel finale, dopo il botta e risposta di Barberis su calcio di punizione e Mariano da distanza ravvicinata. Decisiva la deviazione del giovanissimo Ruggero. Stroppa nel dopogara ha parlato anche di lui, oltre che di mercato, concentrandosi sul reparto avanzato. Per quanto riguarda Ruggero, siamo contenti di averlo perché è un ragazzo di qualità. L'anno scorso non ha potuto né fare il ritiro con noi né poter fare qualche allenamento perché è quasi sempre stato infortunato e poi era abbastanza chiuso. Si sta inserendo bene, credo che possa essere uno di noi, credo che ci sia la possibilità di fare qualcosa davanti o la necessità di fare qualcosa davanti. In questo momento siamo in pochi davanti, cioè se vogliamo migliorare la rosa, visto che secondo me questa rosa è molto competitiva, in qualche ruolo manchiamo e tutti gli allenatori vorrebbero da subito avere la squadra a disposizione, non è così, è una situazione di mercato che al più presto mi auguro possa essere completata. A qualche chilometro di distanza, a San Giovanni in Fiore, è andato in scena un classico dell'estate, il test tra Cosenza e Morrone, 3-1 il risultato, di Riccardo Idda il primo gol stagionale dei rossoblù, nel secondo tempo il raddoppio su calcio di rigore di Mirko Bruccini e il tris di Varone dopo la rete di Ferraro che aveva ridotto le distanze. Piero Braglia, acclamato dai tifosi, si è detto fiducioso sul completamento dell'organico. Noi qui ci stiamo per lavorare, manca tante cose e tanta gente ancora. Però io sono convinto che faremo quello che dobbiamo fare e renderemo fiduciosi la gente come ci vedranno giocare quando saremo tutti e poi il lavoro pagherà come è sempre stato. Io mi fido di Trinchera, mi fido della società che poi nella persona è Guarascia. Stiamo lavorando fisicamente ma non certo tatticamente perché non puoi chiedere a dei ragazzi di fare gente che arriverà che ha gamba e caratteristiche totalmente diverse. Ok, allora abbiamo visto prima Stropp, magari ne parliamo dopo, e poi le dichiarazioni di Braglia, abbiamo estrapolato diciamo quelle più significative, aspetto tanta gente, non si può lavorare sul discorso tattico. Daniele Sciaudone, solo ed esclusivamente sul discorso fisico. Aldo, ma io inquadrami queste dichiarazioni del signor Braglia. Ti dico subito che la prima acclamato dai tifosi. La prima cosa che voglio fare, prego. Voglio ringraziare perché l'ho sentito Sciaudone. E dopo lo sentiamo. Ha scelto Cosenza di fronte a tante ma non mi bruciare le tappe, Sciaudone arriva dopo. Franco, no, lo devo arriva dopo. Lo devo ringraziare personalmente, lo devo ringraziare. Dopo, no? Poi ma io lo devo ringraziare per primo, perché è giusto che perché altri invece hanno pensato di andare via da Cosenza. Sciaudone ha voluto restare a Cosenza, lui ha voluto restare a Cosenza. Puntualizzo questo. Ok. Fatta questa premessa, doverosa per me, come la penso io, è chiaro che qui pensavo che Braglia stesse in silenzio, probabilmente ha sbagliato. Braglia ha parlato, tra le righe si capisce tutto.
Chiaro che ha fatto l'elogio a Trighiera, alla società, però ha detto anche che in effetti l'organico è quello che è, mancano i giocatori, la preparazione fisica, però tatticamente la tattica. Tu l'hai sempre detto, però mister l'ha sempre detto, dice è inutile iniziare praticamente un percorso se poi dopo 15-20 giorni arrivano nuovi giocatori. Braglia lo ha detto, deve cominciare da adesso capo. Si sta non cercando. Si possono esprimere linee di gioco. Adesso io tempo fa ho detto queste cose che c'era bisogno. Adesso si sta lavorando sul mercato. Mi pare si sta lavorando bene, si sta lavorando bene. Anche se i giovani stanno per arrivare. Tringhera sta facendo un ottimo lavoro, speriamo che arrivi anche il centrale del Perugia perché se ne parla molto bene. Il signor Monaco? Esatto, se ne parla. Conteso dal Catania. Esatto, quindi sì, però pare che lui abbia scelto, abbia ripensato e voglia venire a Cosenza. Però le parole di Braglia non devono essere lasciate al vento o al caso. Braglia vuole una squadra in un certo modo perché lui se è rimasto a Cosenza ci è rimasto con l'entusiasmo che la piazza gli ha sempre fatto, è rimasto a Cosenza perché pensa di avere quello che lui giustamente prima di firmare il contratto ha chiesto, la società si sta adoperando, i tempi purtroppo sono quelli che sono, noi avremmo sperato, io personalmente avrei sperato che avessimo già avuto, non dico la squadra al completo ma quasi, però 15 giocatori o 16 giocatori o 14 come dice Pippo non sono per Braglia sufficienti a fare quello che lui deve fare per iniziare un campionato importante. È chiaro che tutto questo sarà oggetto di discussioni in questi giorni, in questa settimana credo che si chiuderanno altre trattative e mi auguro che poi incomincerà il vero campionato e la vera preparazione del Cosenza. Grazie Aldo, e allora visto che hai parlato di Daniele Sciaudone dovremmo avere l'intervista che ha appunto realizzato sempre Gianluca Pasqua sul sito del Cosenza, di Cosenza Calcio. Allora Enzo mi mandi Sciaudone, grazie. Daniele Sciaudone, 3 mesi fa nell'ultima intervista rilasciata al sito ufficiale hai detto il rosso-blu mi piace quasi quasi e poi in quest'estate te lo sei cucito addosso per altri 2 anni. Sì, l'avevo detto e diciamo c'è stato questo incontro tra le parti e ho scelto assolutamente Cosenza, ho voluto fare questa scelta per tornare, per dare continuità a quella che è un po' è stata questa mia esperienza negli scorsi 6 mesi perché con la squadra mi sono trovato molto bene, con il mister e la piazza diciamo, è stata meravigliosa, allo stadio, fuori, c'è stato tanto calore, tanto affetto, quindi non potevo far altro che scegliere Cosenza e continuare. Infatti è stata un'esperienza più che positiva, meritava di essere prolungata. Sì, sono contentissimo, ripeto, di aver fatto questa scelta, vorrei togliermi delle soddisfazioni ancora un più quest'anno, lo spero sia a livello personale che di squadra. Hai fatto riferimento al calore dei tifosi e in effetti la notizia del tuo ritorno a Cosenza sui social ha avuto un ritorno eccezionale, tantissimi messaggi di benvenuto, di bentornato da parte dei tifosi, tutti soddisfatti, tutti contenti di avere il loro DS16. Sì, sono super contento di aver reso la piazza felice, loro mi hanno reso felice in tante domeniche esultando con i miei gol e esultando con i gol dei compagni e aiutandoci a raggiungere la vittoria, quindi sono super contento di essere ritornato e sono sicuro che apprezzeranno anche i futuri arrivi e saranno ancora più contenti di questa squadra. Sei tornato giusto in tempo per evitarti, almeno quelle che abbiamo visto noi, le ripetute fra i boschi, ma te le stanno facendo recuperare? Sì, un po' si recuperano le corse, però ho aspettato il momento giusto, mi sentivo spesso combattante e una volta finito i 1000 metri sono arrivato. Ecco qua, allora abbiamo visto l'intervista con Sciaudone e tu, caro Aldo, avevi anticipato perché poi mi dicevi che l'avevi sentita su Radio Sportiva, la radio nazionale che si occupa solo ed esclusivamente di calcio, che hanno riportato naturalmente l'intervista. Sciaudone fa parte di una categoria di calciatori importanti, non fa parte di quella categoria che ho detto l'altra volta. Sciaudone ha scelto Cosenza con un obiettivo preciso, eppure aveva richieste importantissime, però la piazza gli è piaciuta, il calore dei tifosi, il mister Braglia, la società stessa, Tringhera, l'ambiente, quindi ha voluto scegliere Cosenza e questo gli fa onore, i tifosi di questo gliene saranno grati e sicuramente quando Sciaudone scenderà in campo sarà quello che sarà più applaudito perché merita di essere questa attestazione di amicizia e di stima da parte dei tifosi. Gianluca Gagliardi, allora in organico ci sono Munco dovrebbe andare via, si parla della Federalpi Salò, Varone della Reggiana, quindi dovrebbe restare Bruccini, Sciaudone, poi stasera arriva Bro
e poi dovrebbe arrivare anche Canutè del Pescara, che è un altro diciamo, figura importante, profilo importante, un bel centrocampo, robusto se così dovesse essere. Sì, un centrocampo di quantità con Sciaudone che dovrebbe dare quel Ma il tocco play? in più. Play Canutè non so se è quello che serve al Cosenza. Io, a differenza del nostro amico che ha sempre elogiato Palmiero, perché no, ma io voglio capire, far capire agli amici, mister, scusami, se dovesse giocare col 4-3-3 come sta provando Braglia, con un centrocampo a 3, cosa cambierebbe rispetto all'anno scorso con Palmiero in posizione di play? Ecco, la domanda è questa, no? Per farlo capire, l'ho sottolineato già prima, dipende dal progetto tattico, perché attenzione, abbiamo visto un amichevole dove si giocava a 3, non fa testo perché la squadra numericamente non era diciamo, in grado di far pensare chissà che cosa, però se dovesse essere 4-3-3, come si dice, come stanno preparando la squadra, perché se si va alla ricerca di esterni è chiaro che il progetto, se non è 4-3-3, potrebbe essere 3-4-3. Ma al di là dei numeri, il play, Franco, dipende da quello che si vuole dal giocatore. Io faccio un esempio storico, no? Quando a Pirlo venne preferito Van Bommel, che cosa significava? Togliere un po' di qualità e dare fisicità per dare più sicurezza alla linea difensiva. Allora, se Canutè dovesse essere molto il play, è chiaro che si predilige la quantità, la fisicità, la protezione della difesa a discapito della qualità, che magari si cerca di averla sugli esterni appunto con tutti questi ragazzotti che stiamo prendendo, compreso Pierini, e sta a vedere anche il vertice, perché poi è quello che ogni anno ci sta, tra virgolette, mancando. Cioè, Franco, parliamo di calcio, non si può andare in ritiro, non è una critica, non si può andare in ritiro senza 7-8 undicesimi già pronti, perché tu su 7-8 undicesimi ci puoi lavorare, ci metti i giovani di turno, che anche questi sono mancati. Ma l'ha detto Braglia? No, ma non è che Braglia ha fatto una critica, ha fatto una constatazione reale, non posso parlare di calcio, pure tu, ma chiunque, l'ha detto anche Stroppa, cioè, tutti piacerebbe già andare a ritiro con la squadra pronta, ma se dovesse mancare, posso capire, mancano i 3 o 4 al completamento, il mercato è difficile oggi, quindi è chiaro che ci vuole il tempo, ma non con questo numero molto striminzito, ti ripeto, con una base che manca, una base forte che manca, perché il Dermaco non è stato sostituito, il Palmiero non è stato sostituito, il Tutino si spera di sostituirlo con Pierini. Già questa ossatura è una cosa importante, diciamo. Ok, non so se dobbiamo andare in pubblicità, altrimenti Enzo Leonetti se ci manda dalla regia i calendari, perché il 6 agosto ad Ascoli, cara Stella, vammi a leggere quello che succederà col presidente Balata. Parliamo del 6 agosto della prossima settimana, vai. Allora, andiamo un attimo a leggere, c'è poca connessione. Enzo, abbiamo oggi. la schermata dei calendari, eccola là. La possiamo tranquillamente leggere, calendari di Serie B, il 6 agosto Ascoli allora, vado. C'era poca copertura, scusate. Sarà celebrato il 6 agosto nella splendida cornice del chiostro di San Francesco ad Ascoli il sorteggio del calendario 2019-2020 della Serie B. Dopo Verona, Palermo, Lerici, Pescara, Cesena e Bari sarà la città marchigiana ad ospitare l'evento. Per il 90° anniversario la serie cadetta continua la sua tradizione visitando una delle città protagoniste del campionato, rafforzando sempre di più il legame con il territorio e con i tifosi, come sottolinea il presidente Mauro Balata. Il rapporto diretto tra il club e il suo territorio è molto importante per costruire una dimensione sociale allargata dello stadio, e questo è il nostro punto di forza ed è uno dei valori che intendiamo descrivere con la presentazione del calendario, che rappresenta il via ufficiale della stagione sportiva. Per fare ciò abbiamo scelto un luogo magico, il chiostro di San Francesco di Ascoli, una delle tante ed ineguagliabili ricchezze del paese. Un grazie all'Ascoli, al Comune e a tutte le istituzioni per l'accoglienza e la collaborazione nell'organizzazione dell'appuntamento. L'evento, con inizio alle ore 20, sarà trasmesso in diretta da DAZN e Rai Sport. Ok, grazie Stella, possiamo tornare in studio. Allora, l'evento con inizio alle ore 20 dei calendari di Serie B il 6 agosto prossimo, e a trasmettere saranno DAZN, dicevamo, e Rai Sport. Pippo, vuoi aggiungere qualcosa prima di andare in pubblicità? Dispiace. No, ti hanno bloccato. No, vabbè, ormai è di consuetudine. È un classico. Pubblicità. Andiamo in pubblicità, torniamo subito.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di replay, allora in attesa di metterci in contatto con il nostro Alessandro Russo, Gazzetta dello Sport, ci dirà le ultime sul calciomercato delle calabresi, anche di Serie C. Pippo, allora, ti avevamo dato mi dai la parola che fra poco mi cancellerà. Ci hanno interrotto con il collegamento. Benissimo, allora. Della telefonata. Telefonata sicuro. Vabbè, ma no, se tu sei conciso, allora non te la toglie nessuno la parola. Abbiamo il callo a queste cose, non c'è problema. Quello che volevo solamente dire è peccato perché la scorsa stagione la presentazione dei calendari stava per essere fatta a Cosenza, poi è successo il Patratac, è un peccato anche perché a Cosenza si era allestita una serata con i fiocchi ed è saltato tutto quanto. Questo è un vero peccato per le note vicende, però dobbiamo anche dire che comunque questa stagione che sta per partire è un altro non bello di più, un bellissimo campionato e bisogna essere preparati, anche se ci sono queste come dire, corazzate. Il campionato a mio avviso si spezzerà in 6-7 squadre, poi il resto del mondo dall'altra parte, praticamente l'anno prossimo giocheranno 18 squadre e quindi alla fine c'è la telefonata. No, perché alla fine siamo pronti. E alla fine voglio dire, sarà una bella stagione, una Serie B da gustarsi come è sempre stata la Serie B, giocata dalla prima all'ultima partita. Adesso aspettiamo che il Cosenza debba fare le mosse giuste e sentiamo fra un po' Alessandro cosa ci racconta. Sì, vediamo Alessandro Russo se riusciamo a metterci in contatto. Io nel frattempo vi ricordo che domani, subito dopo il TG delle 14:30, ci sarà un'anteprima per quanto riguarda la partita che il Cosenza disputerà in amichevole contro il Monopoli alle ore 17 di Giorgio Rosell, ex allenatore del Cosenza. Ci sarà la nostra Anna Franchina a San Giovanni in Fiore, ci saranno dei collegamenti da studio con San Giovanni in Fiore, quindi vi ricordo domani questo appuntamento in rosso-blu, domani pomeriggio con Anna Franchina. Abbiamo una telefonata? Benissimo, allora vai Stella. Questa volta non ti abbiamo bloccato, Pippo. Alessandro, sei in linea? Sì, sono qui, buon pomeriggio. Ciao, grazie di essere intervenuto. Come ecco stai? Qua, Alessandro Russo. Come al solito è sempre un piacere intervenire al replay, alla manifestazione. Io che ho un lapsus freudiano. È l'evento sportivo calcistico più di punta della Calabria. Quindi, eccoci. Grazie Alessandro. Alessandro, allora ci aggiorni un po' sul calciomercato? Da dove vogliamo partire? Perché il problema è capire da dove partiamo. Oggi è il giorno dei calendari della Serie A, c'è grande attesa a Milano perché è un momento di incontro anche per fare il punto della situazione tra i vari club e cercare anche di trovare degli equilibri ai tanti asset di mercato che sono stati creati, riguarda i club di Serie A, soprattutto questa cosa, con le trattative che sono ancora in corso. Per quanto riguarda le big c'è grande attesa ovviamente all'Inter per sbrogliare la questione degli attaccanti con Lukaku, sul quale è entrata forte la Juventus, il Manchester United, Lukaku, l'alternativa è Cavani, c'è Edin Dzeko che dovrebbe diventare interista, poi la Juve è in attesa, il Milan sta chiudendo Duarte, sta facendo anche delle altre operazioni col Brasile. Per quanto riguarda invece la Serie B, quella che ci interessa di più riguardo alla Cosenza e alla Crotone, sta lavorando di fino per chiudere il cerchio per l'ala Pierini dopo aver raggiunto l'accordo per Broi, il centrocampista, con il Sassuolo, è a un passo non dico dall'ufficialità, ma dalla chiusura effettiva dell'affare Pierini. Un gran colpo perché è un giocatore sul quale si puntava molto anche in ottica Serie A solo l'anno fa, quindi è un giocatore che ha grandi qualità, è un'ottima operazione questa. Poi ci sarà ancora per il direttore sportivo Trinchera, che sta lavorando con grande determinazione nel suo quartier generale dell'hotel Michelangelo a Milano per portare a casa almeno altri 5 rinforzi di qualità. Il primo dovrebbe essere un ritorno, quello di Paez, l'uruguaiano della Fiorentina,
che il tecnico Braglia vuole in organico. Poi ci sarà necessità di mettere mano al centrocampo e lì c'è un po' di copertura sui veri obiettivi. Da quello che mi risulta, l'obiettivo numero 1 resta Koulibaly, il giocatore dell'Udinese, lo scorso anno al Carpi, un giocatore forte, tecnico, fisico, che potrebbe davvero fare frangiflutti per la mediana rossoblu. Poi bisognerà trovare un playmaker, un giocatore che sappia dettare i tempi della manovra. Su questo Trinchera si riserva il top secret. Per quanto riguarda la zona d'attacco, l'obiettivo principale rimane Sissé del Verona, ma attenzione anche a Lanini della Juventus, un giocatore che piace molto al direttore Trinchera, è un giocatore di qualità che il Cosenza potrebbe cercare di portare in riva al Cadi. È un Cosenza che insiste anche per Schiavi per quanto riguarda la difesa, è un'operazione diesel che però Trinchera sta lavorando ai fianchi, la Salernitana resiste perché c'è da battere il problema dell'ingaggio, ma il Cosenza certamente non si lascia intimorire e continua questa lunga manovra di avvicinamento al centrale difensivo della Salernitana. Ok, allora Alessandro Pippo ha aggiunto tante cose a quello che avevi anticipato tu. Vogliamo parlare un po' del Crotone e delle altre calabresi, eventualmente Alessandro. Il Crotone abbiamo sentito poc'anzi Stroppa, subito dopo l'amichevole che ha vinto per 2-1 contro il Monopoli di Giorgio Rosella, ha detto manca qualcosina in avanti, però mi sembra una squadra ben attrezzata e ben in arnese questo Crotone. Ma sì, sicuramente. Il direttore sportivo Ursino sa quello che deve fare, una persona navigata, con grande esperienza, e ha chiesto ufficialmente, lo abbiamo anticipato anche sulle colonne della Gazzetta dello Sport qualche giorno addietro, Bido, un giocatore che di proprietà dell'Atalanta, che potrebbe diventare il giocatore rossoblu del Crotone. Poi ci sarà da fare qualche uscita e non escludiamo che se dovesse uscire qualche altro attaccante il Crotone si fiondi su un giocatore d'esperienza. È un Crotone comunque molto collaudato, con un tecnico che sa il fatto suo, Stroppa, un po' come il Cosenza, partono con il vantaggio di conoscere l'ambiente e necessità. Certo il Crotone, a differenza del Cosenza, non è un cantiere aperto ed ha una forza che arriva da dietro molto molto importante dopo una grande rincorsa. Cosa dire? Catanzaro e Reggina in atti di partenza in questo momento tra le big della Serie C. Per quanto riguarda la Vibonese e il Rende, squadre sperimentali con acquisti tutti di prospettiva, ci sarà ancora da vedere. Per quanto riguarda il Cosenza, aleggia. Avvicinati un po' perché ti sentiamo un po' cupo, Alessandro, un po' se ti puoi avvicinare meglio. Per quanto riguarda, esatto, spero che adesso il ritorno sia diverso, e per quanto riguarda invece il Cosenza, ci si aspetta anche qualche uscita, dicevamo di Perez, pensavamo a Perez per esempio, che potrebbe finire alla Virtus Francavilla, e poi c'è la posizione di Mungo, che ha un accordo già fatto con la Feralpi Salò, ma il Cosenza ancora non ha accordo con la squadra ex che ha allenato Toscano lo scorso anno. Questo è il quadro per quanto riguarda le calabresi, con questa settimana che potrebbe essere importante come aspetto propulsivo del mercato di tutti, perché poi ci si avvia la settimana che conduce a Ferragosto, ci sarà un po' un guardarsi allo specchio e tirare le somme prima di arrivare alla settimana che conduce all'esordio, perché poi il 24 agosto si comincia, il calcio parlato lascerà lo spazio al calcio giocato, e nella settimana successiva fuoco alle trombe per la rifinitura del mercato. Tra gli addetti ai lavori, tra gli operatori dei mercati, anche nei giornalisti di settore, si sa e si percepisce che il cuore bollente del mercato sarà dopo il 24 di agosto, quando negli ultimi 8-9 giorni a Milano si cercherà di mettere a fuoco le necessità stringenti per prepararsi al mese di settembre, quello del calcio reale, essendo pronti alla bisogna. Il Cosenza per la salvezza, il Crotone per provare a sferrare l'attacco alla Serie A, anche se con un atteggiamento un po' diverso, le due DC, Crotone Catanzaro e Reggina, che puntano alla Serie B, le outsider Vibonese e Rende, mai dire mai nel calcio rispetto agli obiettivi.
Grazie Alessandro, vediamo se c'è qualcuno dei nostri ospiti che vuole fare una domanda. Eccoci Aldo Cennamo, vai Aldo, vai. La domanda che ti faccio è Volevo questa. ricordare ad Alessandro, scusami perché ce lo chiedono anche dalla direzione, che domani c'è questo pomeriggio rosso-blu, il pre-partita con Anna Franchino da San Giovanni in Fiore. Ci saranno dei collegamenti qui da Teleeuropa proprio con qualche intervista, qualche collega, qualche giocatore. Alessandro, vai. Sì. Ti volevo dire, non so se tu hai sentito sicuramente, da attento giornalista quale sei, le parole di Braglia. Il 25 agosto inizia il campionato. Abbiamo una rosa, il 24, abbiamo una rosa di 14 giocatori, ancora purtroppo è vero che ci sono molte cose avanzate per quanto riguarda, io penso che in questa settimana 2 o 3 discorsi si possono chiudere, ma una cosa ti voglio chiedere, tra le persone che si stanno trattando ci sono 2 o 3 giovani interessanti, ma sarebbe pensabile che al posto di fare dei prestiti il Cosenza potrebbe acquistarlo qualcuno? Credo che ci proveranno. La realpolitik del mercato ormai l'abbiamo, come si può dire, capita tutti come ci vogliono dei soldi sonanti per comprare dei giocatori. Quindi è una politica della società, che la società fino a questo momento sta avendo ragione su tutta la linea. Cosa andare a dire ad un club che ha riportato il Cosenza in B dopo 15 anni, che ha salvato il Cosenza senza tanti problemi? È chiaro che l'obiettivo è quello di prendere qualche giocatore di proprietà, se non ci si riesce si cerca di fare il massimo possibile. Per esempio c'è questo giocatore del Torino che è un giocatore niente male, questo Cone, che è una sorta di scommessa, ma è anche un investimento ideale. Certo è che il Cosenza deve sostituire Tutino, se mai si riesca a sostituire nell'immaginario collettivo un talento di questa portata. C'è da sostituire Palmiero. È chiaro che forse gli acquisti di proprietà sono la logica più giusta, però bisogna stare sempre con un occhio al bilancio. È una scelta del club, è una scelta del presidente, è un atteggiamento che io condivido, quello che dici tu, però lo possono fare non tanti club, 3-4 in Serie B Alto. Il Cosenza al momento dimostra di non poterlo fare o di non volerlo fare. Mi pare che sei stato molto chiaro, caro Alessandro, e quindi hai risposto insomma con grande chiarezza. Pippo, allora possiamo terminare il collegamento? Hai qualcosa da chiedere? Tu, Gianluca Gagliardi, al nostro Alessandro Russo, visto che è al telefono? Saluto. Ti saluta Gianluca Gagliardi. Un saluto al mister Gagliardi. Lo stesso faccio pure io, ma che dire, è stato esaustivo su tutto. Aspettiamo gli eventi per raccontarli, come facciamo sempre tutti i giorni. La carne al fuoco è tanta, poi, come ci ha detto Alessandro. Ci saranno novità a breve, sicuramente. Grazie. Per quanto riguarda il Cosenza, sicuramente ad Oras. Un saluto a tutti. Grazie Alessandro. Ciao Alessandro, grazie. Con noi. E allora io vi ricordo di nuovo il pomeriggio rosso-blu, domani subito dopo il TG10 alle 15 con Anna Franchino da San Giovanni in Fiore per il pre-partita di Cosenza Monopoli. E allora andiamo subito a San Giovanni in Fiore. Enzo Leonetti, mettimi in collegamento con Antonio Claus di Cosenza Channel, facciamo un altro giro. Pippo, cosa vogliamo aggiungere su quello che ha detto testè Alessandro Russo? Se si è una squadra che... aspettiamo la telefonata. No, quello che ancora la telefonata no, quando arriverà ti bloccheremo. Il problema è quello di sostituire elementi, l'ha anche sottolineato il mister Gagliardi, elementi dello spessore di Dermacu, Palmiero, Tutino, tu hai tutto l'asse centrale. Posso farci una domanda su Baez? Baez arriverà o no, secondo te? Mi fa una bella domanda da 1 milione di pistole. Bisogna aspettare per Baez. Perché il deve rescindere con la sta Fiorentina. lavorando molto sugli esterni, Braglia evidentemente vuole i cambi perché se gioca 4-3 vuole gli esterni che galoppano e quindi probabilmente vuole sempre gente fresca e pronta da mandare in campo. Bisogna vedere, tra altre cose c'è da fare una curiosità. Quest'anno il Cosenza sarà una squadra multietnica ed è una simpatia, vedremo poi le accoglienze nei vari campi. Ok, abbiamo capito tutto. Allora abbiamo la telefonata con noi Antonio Clausi. Cosenza Channel, Antonio San Giovanni in Fiore, sì. Salve Franco, un abbraccio a tutti i vostri ospiti.
Grazie per essere intervenuto. Allora, stai aspettando l'allenamento pomeridiano, immagino, stamattina hai seguito? Sì, assolutamente. Hai seguito quello della mattina, appunto, che allenamento è stato, che cosa ci puoi dare? Ultime notizie da San Giovanni. Se davanti la reception dell'albergo se c'è qualche novità. Sei davanti alla reception? Sì, le novità le diamo le novità. Allora, partiamo con le novità, visto che sei in loco a San Giovanni in Fiore, vai! Beh, allora, innanzitutto la novità è quella che proprio questo pomeriggio ci sarà un incontro a Salerno tra Fabiani, Corvino e Schiavi per la liberazione del calciatore. Corvino, parli di Corvino? Sì, ho capito. Sì. Certo, Romualdo Corvino, il procuratore di Raffaele Schiavi. Il figlio, sì. Sì, chiaramente, il procuratore di Raffaele Schiavi cercheranno i tre di giungere a una soluzione per la rescissione del calciatore. Una settimana fa tutto ciò non è riuscito, vediamo se oggi, a margine di 7 giorni, si riuscirà a far quadrare il gesto. Ma ci sarà pure Mezzaroma, Lotito? No, penso Lotito no, Mezzaroma è il presidente. Non lo so, credo che il direttore Fabiani abbia mandato ampio per poter dirimere questa questione. Benissimo. E il Cosenza è pronto nel caso arrivasse l'ok da Salerno a fargli sottoscrivere un contratto. È chiaro che l'Ascoli soprattutto prova ad inserirsi sulla fascia per il calciatore, però il direttore Trinchera è fermo sulle proprie posizioni, convinto di avere l'ok dal calciatore e che non appena da Salerno diano il benestare alla buonuscita e soddisfino le legittime pretese del calciatore, il Cosenza possa portarlo immediatamente a San Giovanni. Questa è la notizia più fresca della giornata. Poi c'è anche un'altra notizia, che al momento non c'è stato l'incontro tra Baez e la Fiorentina, perché sappiamo benissimo il calciatore ha un accordo di circa 400.000 euro con i Viola, altro anno di contratto, quindi chiaramente per liberarsi e firmare a cifre decisamente inferiori a Cosenza o in un'altra squadra della cadetteria chiede una buonuscita per poter almeno colmare questo gap. Ieri avevano provato anche a far circolare il nome di 2 calciatori della Juve, Lagnini e Del Fabbro, però ho sentito Trinchera ha bollato come nessun interesse per questi 2 calciatori, quindi il Cosenza non cerca né Lanini né Del Fabbro. È il mercato così, cambia di ora in ora il mercato di ora in ora, di minuto in minuto. Scusami Pippo, volevo chiedergli di Carretta, perché Carretta ha avuto un problema, leggevo praticamente un attacco in... Carretta era uno di quei calciatori, sono andati inizialmente dal Cosenza insieme ad Agostizzo della Cremonese, sì. Esatto, ha avuto un'operazione, è stato operato per privacy magari non... No, vabbè, non lo diciamo, ha avuto problemi addominali. Sì, esattamente, e quindi chiaramente il Cosenza si è orientato su altri calciatori. Per così invece il Rijeka è una squadra croata, ha chiesto 700.000 euro per il cartellino. Chiaramente il Cosenza non può minimamente soddisfare una richiesta del genere, che poi si sommerebbe a quella dell'ingaggio. Sì. Ma mi pare che insomma da quello che sento io, scusami, da quello che sto sentendo io, ci sono delle cifre incredibili, perché... Al momento sì, però questo Franco ti fa capire una cosa, come il Cosenza abbia nel mirino dei calciatori importanti. Sì. E ci aspetti la seconda fase del calciomercato, che a mio avviso inizierà dal 2-3 agosto, il Cosenza giocherà l'ultima amichevole contro la Caribaltina giorno 3, poi vivrà 3-4 giorni di pausa e riprenderà mi pare il 6 agosto a Cosenza. Ecco, dal 6 agosto a Cosenza sicuramente ci sarà Pierini, sicuramente ci saranno anche altri calciatori. Però alle 12 ha firmato il contratto, la parte di contratto con il Sassuolo, che lo libera in prestito verso Cosenza. Si è messo in macchina e sta viaggiando verso sud a bordo chi è? Bro, l'ho detto, Bro, B-R-O-H finale, ex Pordenone, non sto dicendo l'altocenno ma che non mi sta sentendo. No, un saluto Araldo. Jeremy Bro. Pierini ancora non ha firmato. Pierini ci vorrà, te l'ha detto. Pierini verrà lì, Pierini qui Cosenza all'accordo completo sia con il Sassuolo e con il calciatore. Sì. Il calciatore però, il Sassuolo ha chiesto al Cosenza una cortesia, quella di poterlo utilizzare in queste ultime amichevoli. Ecco perché... Hai capito perché Pierino arriverà più in là? Arriverà a Cosenza nei primi giorni di agosto, però l'affare è concluso. Ripetiamo che Pro arriverà con in prestito con diritto di riscatto in favore del Cosenza e recompra per il Sassuolo, che non ha la minima intenzione di privarsi del controllo del ragazzo, mentre su Perini, siccome le cifre di riscatto e recompra erano abbastanza risicate, il Cosenza ha preferito inserire una valorizzazione con dei bonus legati al rendimento, alle presenze, ai gol, agli assist
visto che è un calciatore del reparto offensivo, ed è molto probabile che la stessa, la stessa idea avvenga per Koné del Torino, altro calciatore per il quale c'è già l'accordo sia con il calciatore che con il Torino. Con il Torino si deve semplicemente discutere della modalità di trasferimento. Il stesso ragionamento che per Pro, se non c'è il diritto di riscatto e la recompra, ci sarà una valorizzazione per il Cosenza. Senti Antonio, perché Nutese ne riparlerà poi tra venerdì, giovedì, venerdì, al massimo sabato. Per il resto l'obiettivo del Cosenza al momento è regalare un mediano, un regista al Cosenza su cui nome però al momento c'è il massimo riservo. così come c'è il massimo riservo anche sull'attaccante che è il Cosenza, al di là di Sissé, la vogliamo spiegare, perché con Sissé c'è l'accordo, da quello che mi dicono i colleghi del Corriere dello Sport, ma sembra che il presidente del Verona, la società Verona Calcio, non sia molto propensa a dare il giocatore al Cosenza, è questa la verità? Non è propenso a darlo, senza rientrare di un grosso investimento fatto un anno fa. Il Verona, ricordiamo, che ha pagato 800.000 euro dal Bari solo un anno fa, quindi anche a bilancio qualcosa va ammortizzata. E il discorso è che darlo in prestito, visto che il calciatore non ha un contratto lungo, potrebbe comportare una minusvalenza, e sappiamo bene, specialmente in Serie A, quanto sia importante evitare situazioni del genere. Un'ultima cosa di mercato, Franco, poi passiamo a quanto è successo a San Giovanni in Fiore, è che Parache, un obiettivo del Cosenza per quanto riguarda la corsia laterale... Scusami, non ho capito bene. Ripeti? Parache, l'attaccante del Parma esterno, del Cosenza, può andare a giocare in Serie A norvegese. Questa è una notizia di stamattina. Al calciatore è stato proposto di trasferirsi in Norvegia, non mi ricordo la squadra, i telespettatori mi perdoneranno. Il Parma ha dato l'ok, il calciatore è stuzzicato da quest'idea, l'affare potrebbe concludersi. San Giovanni in Fiore, le ultime. Questa mattina Braglia ha lasciato facoltà alla squadra di partecipare ad un allenamento di scarico o qualche esercizio di palestra per concedere invece qualche ora in più di riposo. Questo perché? Perché negli scorsi giorni, anzi sabato sera, c'è stato un matrimonio in loco dove si è fatto un gran trambusto e ci si è riposati davvero poco. Pomeriggio invece allenamento tattico, domani mattina rifinitura e un po' di allenamento fisico, per poi affrontare Giorgio Roselli con il suo Monopoli alle ore 17. Benissimo, allora ringrazio. C'è qualcuno che vuole porre una domanda all'amico Antonio Clausi? Pippo? Bene. Aldo, Gianluca? Mi pare che domani non dovrebbero esserci grossi cambiamenti sulla formazione vista l'altro giorno contro Maradona, giusto? C'è da capire se arriverà Bro, vedremo Bro, arriverà Bro questa sera intorno alle 22, 22:30 tra Cosenza e San Giovanni in Fiore. Bisogna capire se domani mattina il ragazzo avrà la forza fisica per magari dopo un lungo viaggio, dopo 10 ore di macchina, giustamente, uno spezzone di partita, esatto. Lui sta arrivando da Parma, mi dicevi? Da Sassuolo? Da Reggio Emilia. Da Reggio Emilia. Benissimo. Grazie ad Antonio Clausi per essere stato con noi, grazie a Cosenza Channel per la disponibilità. Buon lavoro. Grazie, un abbraccio Antonio. a tutti, un saluto particolare a Gianluca, mio caro amico. Ok, grazie altrettanto. Gli altarini scopriamo, E allora, mi pare che Alessandro Russo da una parte, Cosenza Channel e Antonio Clausi dall'altra, con l'ultimo San Giovanni. Abbiamo il quadro completo. No, non è una chicca, perché è a conclusione di quello che è il nome che al 99% sarà il difensore del Cosenza. Te l'ha detto, Schiavi. L'aneddoto sta in questo: io ho avuto il piacere di partecipare a una cena per sbaglio dove c'era presente Romualdo Corvino, e il giocatore ha un contratto importante, a 250.000 euro. 350? No, io so 2,50, poi può darsi un difensore 2,50 netti, io so 2,50. Ah, netti, allora è diverso. Parliamo comunque di un trentenne abbondante, pertanto giustamente il Cosenza non è disposto a sopportare. Ma mi sembra giusto, insomma, per un difensore. E aveva chiesto la partecipazione alla Salernitana, dato che dall'altra parte c'è Lotito, che come sappiamo non è da meno, vorrebbe la rescissione. Sulla rescissione chiaramente poi si chiede un contratto pluriennale per il difensore, e quindi si discuterà di questo, ma il prescelto come prima è Schiavi. Benissimo. Monaco invece è inviso ai tifosi del Perugia, per questo è fuori rosa, però è un ottimo giocatore. Tra l'altro gli auguriamo un in bocca al lupo a Stefano Fiore, che saprete ha iniziato questa avventura
come collaboratore di Oddo. Di Oddo nel Perugia. Aldo, allora c'è tanta carne al fuoco veramente, Alessandro Russo da una parte, poi da San Giovanni in Fiore abbiamo sentito l'amico Antonio Clausi. Ma tu domani sali a San Giovanni, vai a vedere la partita? Sì, no? sicuramente andrò a vederla. Ma quello che ho sentito sia da Alessandro che da Clausi, fammi un commento. Onestamente sento troppo sta per chiudere, stiamo per chiudere, non stiamo per chiudere. Insomma è difficile, un mercato difficile. Ma hai sentito le cifre? I prezzi sono quelli che sono. Hai sentito le cifre, come si viaggia in Serie B? Però caro Franco, a questo punto... Ma si accostiva 700.000 euro, signori miei. Il cartellino di Agostini 700.000 euro. Dal campionato, ma io prendo carretta 1000 volte se devo pigliare 700.000 euro a Agostini. A 20 giorni dal campionato, secondo me, bisogna cominciare a chiudere qualcosa di importante, perché altrimenti ci arrivi veramente a 10 giorni dall'inizio del campionato, poi Braglia quando si lamenta dice ma io che posso fare? Poi ci vorrà un altro mese per mettere in carreggiata quelli che arriveranno fra... Io mi auguro che in questa settimana, perché il tempo c'è, si chiudano almeno 3 o 4 situazioni che possono dare a Braglia la possibilità di mettere in campo una difesa, un centrocampo e un attacco, perché così altrimenti devi inventarsi veramente la luna, e la luna nel calcio difficilmente te la puoi inventare. È chiaro che ci sono dei prezzi esorbitanti, però caro Franco è una Serie B che alle soglie della Serie A, dove purtroppo caro Franco i prezzi sono quelli che lievitano. Se voi giocatori importanti come il Cosenza li sta cercando, purtroppo qualche sforzicino bisogna farlo. È chiaro che attendiamo perché probabilmente poi l'attesa, la cosa ti fa risparmiare qualcosa, però questa attesa poi diventa un pochino snervante per tutti, per l'allenatore, per i calciatori, per l'ambiente, per tutti quanti. Ecco perché secondo me è necessario incominciare a chiudere qualche accordo. Speriamo che arriva stasera questo giocatore più Pierini. Sarebbe già avere 3 giocatori nel giro di una settimana sarebbe già qualcosa per Braglia. Benissimo, allora ci sta la battaglia. Prima di andare in pubblicità c'è una notizia del Cosenza Calcio che riguarda la primavera. Del Cosenza Primavera. Allora, la società Cosenza Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra Primavera a Emanuele Ferraro. Il nuovo tecnico dei Lupacchiotti è nato a Messina l'8 settembre del 1978. Ha al suo attivo una lunga carriera da calciatore che l'ha visto protagonista con diverse maglie, tra cui quelle di Ancona, Salernitana e Piacenza. In curriculum vanta anche un'esperienza in Germania, nella fila dell'Hamburgo e del Magdeburgo. Nelle ultime stagioni ha guidato la selezione Under 17 della Salernitana. Vabbè, io me lo ricordo come giocatore praticamente quando giocava questo Ferraro. Il mister forse se lo ricorderà da giocatore sicuramente. È uno che giocatore forse capisco che dall'allenatore non lo conosco. Allenatore no, nemmeno io. Vabbè, ha allenato l'Under 17 e la Salernitana, quindi sarà sicuramente stato, come dire, insomma, segnalato da Mezzina, mi pare che si chiami il nuovo responsabile del settore giovanile del Cosenza Calcio. E allora se vogliamo, non lo so se dobbiamo andare in pubblicità, altrimenti possiamo continuare. Volevo dire soltanto una cosa ad Aldo. Parlavamo prima dei calciatori del Cosenza, però come vedi da una settimana all'altra abbiamo avuto dei cambiamenti. Come dicevi tu, forse bolle in pentola qualcosa e noi non lo sappiamo. Quindi già la scorsa settimana non avevamo dei nomi, adesso abbiamo dei nomi. Però guarda, che bolle in pentola qualcosa sicuramente, perché è normale. Ci sono una serie di nomi che stanno venendo fuori che veramente stanno un pochino anche mettendo a me in difficoltà, perché onestamente poi alla fine non si riesce uno a raccapezzare. Però cara amica mia, è chiaro che ci deve essere per forza qualcosa. Però io onestamente, su questa scelta di allenatore della primavera... Vabbè, lo puoi dire dopo che ci bloccano? Fra un minuto perché andiamo un attimo in pubblicità, torniamo presto. Ho già capito quello che vuoi dire, pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terza ed ultima parte di Replay, abbiamo avuto al telefono prima Alessandro Russo, Gazzetta dello Sport, e poi il collega e amico Antonio Clausi di Cosenza Channel. Hanno sviscerato tantissime cose, quello che sta bollendo in pentola per quanto riguarda il calciomercato. Adesso apriamo una finestra sulla Serie C, sì. Però prima dobbiamo far finire, perché Aldo voleva dire qualcosina, l'abbiamo bloccato, voleva dire qualcosa perché abbiamo dato la notizia che il Cosenza ha affidato, diciamo, la primavera al signor Ferraro, ex allenatore dell'Under 17 della Salernitana. Cosa volevi dire? È una scelta che io
posso anche non con una scelta così. Onestamente mi rimango un pochino perplesso, perché è chiaro che la società fa le sue scelte e li fa con oculatezza, anche perché anche l'elemento nuovo che è arrivato probabilmente ha valutato tra i tanti, però io se dovessi pensare per un momento a dare le squadre giovanili a qualcuno, io penso che noi abbiamo tantissime risorse all'interno della città di Cosenza, dove allenatori anche importanti che hanno una buona esperienza. Avrei preferito, questo è il tuo concetto. Avrei preferito, però è una scelta che rispetto, ma no, consentite di dire che non condivido, ma rispetto, okay, perché ognuno ha la propria idea societaria, ognuno con i soldi suoi può fare quello che... Però io onestamente, siccome avevo capito che la società puntava quest'anno forse di più alla risorse locali, pensavo che si potesse dare in mano a una persona locale, però ecco, è una scelta loro, non entriamo nel merito. Benissimo, allora basta, insomma, così. Una finestra sulla Serie C. Enzo Leonetti, se ci mandi le prime 3 giornate, vi dico subito che il campionato di Serie C partirà il prossimo 25 agosto, si ritorna a giocare di domenica, un anticipo al sabato e il posticipo al lunedì, quindi vediamo se siamo pronti dalla regia le prime 3 giornate, così vediamo le calabresi dove saranno impegnate. Eccole qua le prime 3 giornate. Allora abbiamo la prima giornata del girone C in andata il 25 agosto, Avellino Catania, Catanzaro Teramo, Cavese Picerno, Monopoli Vibonese, Potenza Casertana, Rende Bisceglie, Rieti Ternana, Leonzio Bari, Francavilla Regina, Castrense Paganese. Andiamo alla seconda. La seconda giornata del girone C in andata il 1 settembre, Bari Viterbese, Bisceglie Catanzaro, Casertana Rende, Catania Virtus Francavilla, Paganese Monopoli, Picerno Rieti, Regina Cavese, Teramo Sicula Leonzio, Ternana Potenza, Vibonese Avellino. Andiamo a vedere anche la terza giornata in andata l'8 settembre, Avellino Teramo, Cavese Vibonese, Monopoli Catanzaro, Potenza Catania, Regina Bisceglie, Rende Ternana, Rieti Bari, Sicula Leonzia Paganese, Virtus Francavilla e Casertana, Viterbese e Picerno. Benissimo, allora queste sono le prime 3 giornate che abbiamo mandato in grafica, ripeto il campionato di Serie C scatterà il prossimo 25 agosto, allora vogliamo partire caro mister Gagliardi dalla Regina di Toscano perché c'è qualcosina che ci ha, sì, infatti, ha preso qualche appunto. Giovedì 1 agosto triangolare a Salerno per il centenario della Salernitana con Salernitana e Bari. Poi e Regina. Sì, Regina, il tecnico toscano aspetta Difensore lo Iacono e Mignanelli del Pisa. Che squadra è al momento questa Regina, mister? Sicuramente il fuoriclasse è l'allenatore, non tanto perché stimo e... Lo salutiamo Mimmo Toscano che si trova in Umbria con la squadra. È chiaro che avrà bisogno del supporto della società perché è una piazza esigente, Reggio, ma consapevole del fatto dando che... il supporto del Presidente Gallo, no? Gli ha messo a disposizione una Serie B. Sì, ma le antagoniste non sono da meno perché il Bari ha messo sul piatto 10 milioni e non sono pochi per fare una squadra di... Anzi, vabbè, se prendi Antenucci, Schiattarella, allora alziamo le mani, sta prendendo mezza spalla. Però, ripeto, da parte sua ha un tecnico che in Lega Pro è uno dei più vincenti. No, mi incuriosiva capire chi era quella Castrense perché non... Viterbese. Castrense si chiama Viterbese e Castrense. Scusate l'ignoranza. Così come l'Ascoli si chiama Ascoli perché Picchio. poi l'hanno chiamata Viterbese, allora ho detto sì, come sì. mai alla prima... Corriere dello Sport mette Castrense e V, Viterbese e Castrense. Benissimo. Sarà sicuramente un campionato molto affascinante per via appunto delle nobili decadute che faranno parte, perché Avellino, Catania, Catanzaro, Reggio, Bari, non so se dire fortunatamente o sfortunatamente mancano all'appello Foggia e Palermo che avrebbero potuto essere, e sarebbe stata una B, veramente una B piena. All'interno di questo campionato vedo una Vibonese e un Rende che chiaramente dovranno pensare prima a raggiungere l'obiettivo. Per il Rende me lo auguro perché sono uno dei tifosi di questa squadra da sempre, spero che come sempre la società faccia la differenza. Condonato da un allenatore abbastanza valido, a cui faccio un grosso in bocca al lupo. Stiamo parlando di Angelo Andreoli? Sì. La Vibonese invece è forte di una società economicamente importante, alla fine raggiungerà, penso, facilmente l'obiettivo della salvezza.
Faccio una domanda io a Gianluca. Prego. Allora, a Rende si attende, per quanto io sappia, la firma dell'attaccante Albertazzi. Al centrocampo Doninelli o Provenzano? Chi piacerebbe avere mister Gagliardi? Io Provenzano ha già firmato in gita presso un'altra squadra. Doninelli, se il Doninelli che abbiamo lanciato da Cosenza e ha fatto benino, causa infortunio, poi ha subito dei rallentamenti nella carriera, sicuramente può essere un giocatore che dà qualcosa in più a questa squadra che ne ha bisogno, perché probabilmente manca un po' di esperienza, non manca. Quasi necessaria in un campionato che ricordo che non vivrà della regola degli under, nel senso che non sono obbligatori così come l'anno scorso, quindi il divario tra le squadre tipo la Paganese, che ha comprato per esempio Caccetta, che è un giocatore comunque di esperienza e navigato, rispetto al Rende che non ha questi giocatori, non ha queste possibilità, dovrà necessariamente fare di necessità virtù, ma quei 2 o 3 elementi di categoria con quel numero di presenze importanti in questi campionati bisognerà necessariamente farlo. Allora, abbiamo Pippo... una notizia del Rende, scusami, ne fa 8 all'Abruzio. Sì, l'amichevole, vuoi leggere qualcosina? Sì, certo. 8 gol del Rende, sì. Ultima uscita prima dell'esordio in Coppa Italia contro la Provercelli per il Rende, che ha affrontato l'Abruzio, una squadra che milita nel campionato di prima categoria. Il tecnico Andreoli ha fatto disputare i suoi 75 minuti in cui ha chiesto principalmente 2 cose: intensità e ricerca della giocata. Nonostante alcuni forfait precauzionali effettuati da Blez e Bruno, il Rende ha regalato buone sensazioni, specie in avanti, dove l'intesa tra i vari Rossini, Vivacqua, Morselli e Libertazzi sembra essere in crescita. Sono state quindi 8 le reti messe a segno con Vivacqua, Poker e Libertazzi, doppietta protagonisti. Poi è toccato anche alle vecchie e a Chic timbrare il cartellino. Vediamo, ci sono anche delle sensazioni positive da parte di Andreoli. Sentiamo cosa ha detto Angelo Andreoli, che salutiamo. Lui afferma: questo allenamento ci è servito per saggiare la condizione generale della squadra alla fine del ritiro. Si sono avute buone indicazioni con i ragazzi, che hanno cercato di porre in essere le varie sollecitazioni fisiche e tattiche a cui sono stati sottoposti in questi giorni. Siamo in una fase di crescita, ma sappiamo bene che dobbiamo ancora lavorare molto sotto tanti punti di vista. Grazie Stella. Allora ci saranno tante amichevoli, caro Pippo, la Salernitana per i 100 anni della Salernitana con la Regina e il Bari il 1° di agosto, e il Cosenza domani contro il Monopoli, poi la stessa cosa il Crotone che ha già giocato col Monopoli. Insomma, ci sono tante amichevoli in giro per il Catanzaro, per la Vibonese. Vogliamo aggiungere qualcosa per le squadre di Serie C, caro Pippo? Delle nostre calabresi naturalmente. Un po' sottolineo quello che ha ribadito il tecnico Gagliardi. Io vedo su tutte spiccare la Regina, inutile negarlo, perché Mimmo Toscano ha una grossissima esperienza. Ha fatto la squadra per come l'ha voluta lui, il presidente Gallo gli ha dato i giocatori che lui ha chiesto ed è uscita fuori una signora squadra. Se non sbaglio stasera c'è un amichevole a Foligno e vedremo un po' questa prima uscita cosa ne verrà fuori. Nel frattempo oggi è anche la giornata del Palermo e del Foggia in Serie D, dovrebbero essere scritte tutte e 2 in Serie D e il Palermo non è stato affidato come si pensava alle società già esistenti. Si parlava di Ferrero della Samp, Mirri, come dicevamo l'altra volta, se l'ha aggiudicata. Il sindaco ha voluto un imprenditore locale, giustamente, e un po' stanno ripartendo da zero. Questa è giusto una parentesi. Ricordiamo che lo sceglie il sindaco poi. Si parlava, no, è stata fatta una gara. Esatto, che ha fatto il sindaco, il comune di Palermo. Questo è i Mirri, pare che erano quelli che hanno definito la cosa. Chiudendo con la Serie C bisognerà vedere poi il Catanzaro perché Auteri non è un allenatore che la manda giù facilmente, l'ambiente preme, Noto non è un altro presidente che vuole i risultati e ha investito. Bisognerà vedere. L'anno scorso un po' il campionato sono rimasti un po' male questi playoff finiti così, e poi ci sono 2, a mio avviso, matricole fra virgolette, perché Rende e Vibonese sono
due squadre che a mio avviso diranno la loro, perché hanno due presidenti e due organici, il rende di giovani che vogliono apparire, come diceva l'altra volta il presidente Coscarella, i giovani sono quelli che possono farti fare la differenza, ma come sottolineava anche mister Gagliardi, i giovani poi bisogna stare attenti, perché se non ci metti a fianco il giocatore d'esperienza puoi trovare problemi. La Vibonese invece è quella tutta a mio avviso da scoprire, ma conoscendo Modica, a mio avviso Modica è un ambizioso, è uno che di calcio ne capisce e a mio avviso farà divertire la gente di Vibo. Sentiamo che c'è una domanda per il mister Gagliardi sul Catanzaro da parte di Stella. Sì, allora mister, Catanzaro per l'attaccante spunta il nome di Bunino del Pescara. Difficile arrivare ad Eusepi e Arrighini. Me lo Eusepi e Arrighini vogliono la B? Ma io vedo il Catanzaro comunque avanti rispetto alla Regina, per il semplice fatto che ha una struttura già collaudata, è un allenatore esperto che ha già lavorato un anno a Catanzaro, quindi stanno facendo le cose con calma, perché secondo me non devono sbagliare i 2 o 3 elementi che gli consentono di completare l'organico, ma soprattutto che gli faccia fare quel salto di qualità, specialmente in avanti. Parlare di Arrighini, parliamo di un attaccante che io ho sempre visto allagante, stimato, anche se non è un colador, pertanto si deve raggiungere ad un alto perlomeno che raggiunga la doppia cifra, che in questo campionato dove necessitano, come hanno sempre detto i grandi tecnici, i campionati si vincono con un buon portiere e un grande attaccante, poi il resto si fa, ma quando mancano questi 2 elementi diventa dura a vincere. Se ti devi salvare, il Cosenza lo ha dimostrato, può anche bastare una struttura di squadra organizzata e fatta bene. Senti mister, parlavi poco fa del Bari, 10 milioni di euro, tu vedi comunque favorito il Bari a inizio di partenza a questo punto? Ma Franco, se dobbiamo dirlo proprio fuori... Ha già vinto il campionato? No, però sicuramente avrà sempre l'occhio che, come gli anti-juventini dicono della Juve, a favore da parte di tutti, perché è una nobile decaduta, perché è una società forte, è una società che serve ai campionati importanti vista la forza economica. Quando si parla che un Frosinone non attira nulla in Serie A, anzi rappresenta un fastidio, vuol dire questo che... lo diceva Lotito? Ma oggi Lotito lo sosteneva. Oggi Lotito ha un peso non indifferente nella Lega. Allora Aldo, mi pare che il quadro è stato abbastanza chiaro con il Catanzaro che insomma mira a qualcosa di importante per l'Auteri bis, poi abbiamo la Regina, Mimmo Toscano ha voluto delle ampie garanzie, altrimenti non avrebbe accettato, aveva il contratto con la Feralpi Salò eccetera, poi si è dovuto liberare dalla Feralpi per andare a Reggio. C'è Banclé che blocca un po' il... Sì, Banclé perché doveva andare, adesso Francavilla sembra che sia saltato al momento. Una Serie B, una Serie C che chi c'è? È interessante. È un inferno la Serie C, perché veramente chi esce da quella categoria, secondo me, come per fortuna, io non lo so tra Catanzaro, Bari, Catania, l'Avellino no, perché l'Avellino e sappiamo è messo male. Com'è. È chiaro che le 4 calabresi, come giustamente hanno detto gli amici, sono quelle che, soprattutto la Regina e il Catanzaro, perché se la Regina si è spesa tanto per avere Mimmo Toscano e sappiamo Mimmo quanto vale in questa categoria, io penso che questo la dice lunga su Presidente Gallo dove e può arrivare, perché le risorse ce le ha, lui sta spendendo un capitale, sta mettendo a disposizione dei giocatori di Mimmo importanti perché vuole assolutamente uscire dall'inverno, come ho detto prima. Non significa sempre... Ho capito, bene, però i giocatori... Poi il Catanzaro invece si trova in una situazione un pochino più particolare per me, perché è vero che Auteri è un allenatore di categoria, però Auteri l'anno scorso purtroppo a Catanzaro non ha fatto quello che tutti pensavano. Ora il presidente Nauto del Catanzaro vuole di nuovo rimettere moneta liquida per poter dare al Catanzaro quella spinta, è convinto che Auteri sia in grado di poterlo fare, è un punto interrogativo importante. È chiaro che il Catanzaro ha un organico importante, è chiaro che una piazza come Catanzaro farebbe salti mortali per uscire da questa categoria, però non è facile. Le altre squadre la sono affidati a giovani sia come allenatori che
penso che faranno un campionato importante, cercheranno il più possibile di prima salvarsi. di salvarsi, e poi se dovesse arrivare come per il Rende è arrivato poi i playoff, caro Franco, tanto di guadagnato. Però queste squadre mandano in campo giovani, investono, comprano giovani e poi li mettono sul mercato. Questa è una politica che a me piace, onestamente. Pippo, controllami se c'è qualche notizia dell'ultima ora, altrimenti ti faccio fare una domanda, perché molti tifosi si chiedono se il prossimo 11 agosto il San Vito Marulla sarà tutto a posto. Noi diciamo di sì, dalle notizie in nostro possesso, per i Seriolini ok, anche per quanto riguarda il Manta Erboso stanno lavorando benissimo, è una ditta che ha lavorato per tanti anni al San Siro di Milano, quindi insomma problemi non dovrebbero essercene, quindi questo lo possiamo dire a chiara lettera, a meno che non succeda alla fine del mondo, ma penso proprio di no. Pippo, abbiamo qualcosa da poter dire per quanto riguarda le ultime notizie? Niente di nuovo, assolutamente niente di nuovo. Allora Aldo Cennamo mi fai segno, vai avanti. Lo possiamo dire che mancano 10 minuti, vai. Lo possiamo dire con soddisfazione per quanto mi riguarda. Ieri abbiamo appreso che finalmente la gara per il nuovo stadio, per il gioiello, per la bomboniera che ci sarà, cosa è stata giudicata. Fra un anno, se non ci saranno pastoi burocratici e di altra natura, avremo sicuramente uno stadio che sarà... Da un anno mi pare troppo, un pochino. Io penso fra un anno, se non ci saranno pastoi e burocratiche, caro il sindaco ha detto 8 mesi, tranne che poi ci rintoppi, però è una cosa bellissima, è una novità per il mezzogiorno, perché sarà veramente una bomboniera, e speriamo che i tifosi del Cosenza avranno questo bel regalo e tutti quanti, società completa, si adoperano perché questo avvenga. Benissimo. Pippo, allora tu hai seguito anche il discorso del nuovo stadio, sì, vogliamo dire qualcosina? Sì, un però progetto, i tempi tecnici della burocrazia italiana, futura, magari metterei la firma per 12 mesi. Io ho parlato di metterei la firma per un anno. Il problema è che siccome viene fatto a step, non viene fatto tutto di colpo. Bravo. E si comincia dalle curve, quindi si smantellano le curve, rimangono sulle tribune e man mano si fa questo progetto. Penso che ci vorrà del tempo, non diamo date così subito che arriva. Ricordiamo che a Roma, parliamo di Roma, sono anni. È stata aggiudicata quindi la ditta. L'importante è che è stato aggiudicato questo progetto, che questo progetto è stato approvato, e l'importante è quello. Poi che comincino i lavori. Gianluca Gagliardi voleva dire qualcosa, Gianluca? Sì, no, riguardo appunto a quello che è la burocrazia e non solo, perché lo stadio di proprietà significa che il primo contribuente deve essere la società. Da qui parliamo di Roma, quindi parliamo di una società e una città importante. Sono anni che si parla ma ancora non si riesce a partire. Così come a Milano è stato approvato, l'Inter e il Milano vogliono lo stadio nuovo, lo vogliono sulle ceneri di San Siro, il sindaco non è d'accordo, anche perché ha promesso l'apertura delle Olimpiadi. Qui già la gara è stata fatta e c'è una ditta che si è aggiudicata lo già so, ma da qui le poste burocratiche non li possiamo prevedere. Da qui a qualche mese può cambiare tutto a livello politico, può cambiare tutto a livello sportivo, è difficile fare una previsione del genere. Riguardo al mercato vorrei concludere con una battuta simpatica. No, ancora mancano un po' di minuti, perché mi segnalano gli amici tifosi che da Cruz, ma l'ha detto Pippo prima, da Cruz è passato, è un peccato perché il Cosenza praticamente c'era sopra insieme al Livorno, è passato all'Ascoli. Da Cruz faceva coppia in esterno con Oghere, che mi pare Pierini stesso alla Spezia. Se è lasciato da Cruz e l'hai fatto passare, perché vuol dire che c'è un'altra trattativa sotto. E la trattativa è quella di Pierini, chiaro, no? No, Pierini è già assodato. Ma la battuta che prego Gianluca, che era un complimento poi fatto a dicembre, a gennaio al direttore Trinchera, che il merito non è solo nelle entrate ma può essere fatto nelle uscite allo stesso modo, perché è più facile comprare sotto certi aspetti che vendere, nel senso che il 13 fatto tra virgolette dal Cosenza l'anno scorso sono state le cessioni di Baclé, dove ha ricavato, del difensore Pascali, dove ha tolto comunque un contratto importante, passato alla Casertana, i giocatori come Statelli. Insomma, io mi auguro che possa succedere anche quest'anno, perché ricordiamo che il Cosenza è in organico Perez, che ha un contratto importante per la categoria, Allitteri che ha altri 2 anni di contratto, e quindi il Cosenza a ogni punto sarà difficile trovare una collocazione, e quindi su questo il direttore dovrà fare un'altra magia, perché sarà duro. Sentiamo Aldo Cennamo. Quello che sono d'accordo con Gianluca,
quanto lui dice questa cosa, perché probabilmente non si vogliono commettere gli errori che sono stati commessi purtroppo a luglio e poi a gennaio abbiamo dovuto letteralmente recuperare, quindi si vuole fare un mercato, giustamente come dicevi siamo tu, stati tra virgolette sfortunati, no? Perché se tu vai a vedere poi quelli che sono stati i numeri che sono gli errori del debuttante, no? Esatto. Noi sul mercato che sia stato estivo di riparazione alla fine abbiamo tratto pochissimo, pur ottenendo invece risultati sul campo che sono andati oltre le righe. Quindi vuol dire che ecco, i soldi non sono tutto, ma quando parlavo del ritiro è importante perché si crea un gruppo, si danno quelle nozioni che poi ti servono durante l'anno e rimangono. È normale. Quando lo fai inquadriamo Gagliardi, per favore. Lo fai con un gruppo che al 70% non sarà quello che poi farà il campionato, diventa quasi inutile. E allora Aldo, che volevi dire tu? Allora, io sono d'accordo perfettamente. Hai visto Gianluca Gagliardi che ti ha detto? Dicevo che probabilmente il gruppo che partirà per il campionato sicuramente sarà... Tringhera sta lavorando proprio per non fare quello che è successo purtroppo, che capita, la società capita, a gennaio ha fatto un mercato eccezionale, ha portato 4 o 4 che poi hanno fatto la differenza, quindi quest'anno si vuole cautelare perché vuole mettere in campo e speriamo che in questa settimana si concludano, come dicevo prima, alcuni giocatori, perché l'organico ha bisogno adesso di qualche elemento per poter dare continuità a quello che il Braglia dice, non solo la parte fisica ma soprattutto la parte anche tattica e atletica, insomma, ecco. Alcune operazioni purtroppo hanno dato anche un po' di ragione al presidente Guarascio che non ama fare voli pindarici o investire più del dovuto, no? Perché se i fiori all'occhiello del mercato sono stati negli ultimi 3 anni Mendicino, poi Perez, per finire tramite Maniero, poi finire a Litteri, vuol dire che non siamo stati granché fortunati, perché sono quelli che hanno un peso specifico poi nel bilancio della società dal punto di vista contrattuale. Poi erano giocatori che avevano anche dato precedentemente buoni risultati, a Cosenza purtroppo o non hanno trovato l'ambiente giusto, oppure via dicendo purtroppo non si sono ambientati e abbiamo visto che gli attaccanti che abbiamo preso non hanno reso per quello che si poteva pensare, insomma, e purtroppo è così. Benissimo, allora Pippo, se vuoi aggiungere qualcos'altro, che siamo nei minuti finali, noi ricordiamo che domani ci sarà questo appuntamento in rosso-blu a partire dalle ore 15 qui su Teleeuropa, in anteprima per quanto riguarda l'amichevole che si giocherà a San Giovanni in Fiore tra il Cosenza e il Monopoli di Giorgio Roselli, che ha giocato 3 giorni fa a Trepidò contro il Crotone, ha perso per 2-1, buona squadra quella di Roselli, caro Pippo, una squadra diciamo costruita per la metà classifica che comunque si potrà spingere insomma, grazie anche all'esperienza del suo allenatore verso i play-off. Domani tu ci sarai Pippo, ci racconterai poi come sono andati. Bisogna ricordare pure che l'ultima amichevole del 3 agosto verrà giocato con la Garibaldina. Non più con il Corigliano, ma con la Garibaldina, che esatto, è una squadra di eccellenza. Sì, come era programmato, lì, chiaramente Pippo. Come era programmato, stesso campionato, senza fare grandi sforzi. E io non faccio che lo ripeto dalla prima puntata che sono venuto qui ospite in questo replay estate, il problema è che quando fai un ritiro e non hai la squadra, il problema è che poi alla fine tu devi lavorare poi il doppio per poter avere la squadra in sintonia e partire in campionato con i giocatori che quanto minimo si conoscono per le loro capacità. Braglia da questo punto di vista è sempre stato bravo, con quello che ha avuto in mano è sempre riuscito, come si dice, a cavare sangue dalle rape. Mi fanno segno che stiamo sui titoli di coda. Io aspetto e sono fiducioso perché comunque i giocatori arriveranno. Qualche giorno, come ha detto Alessandro, e penso per il 2-3 agosto avremo quantomeno un organico da poter presentare l'11 in Coppa Italia. Benissimo, allora ringraziamo i nostri ospiti in studio che Pippo ci hanno Gatto. onorato della loro presenza, Aldo Cennamo, Mister Gagliardi e Pippo Gatto. Grazie. Ci rivediamo con replay prossimamente, adesso noi vi auguriamo una buona estate e mi raccomando continuate a seguire Teleeuropa Network, canale 10 del digitale terrestre. Stella, grazie. Un saluto caloroso al nostro coordinatore della trasmissione Franco Segreto. Arrivederci. Arrivederci.